L'ottavo raduno benefico di auto e moto d'epoca, organizzato dal Tigullio Motor Club in collaborazione con il Lions Club Lavagna Val Fontanabuona, Contea dei Fieschi e Chiavari Host, quest'anno si allarga e sbarca a Sestri Levante. Appuntamento domenica 24 marzo alle 9:30 sul lungomare. Obiettivo: raccogliere offerte per contribuire al service distrettuale Lions che mira a portare in vacanza circa 50 persone disabili. Siamo molto contenti che abbiano scelto la nostra città per questa gara di auto d'epoca, che in realtà ha uno scopo molto più grande, che è quello appunto di dare la possibilità a molti ragazzi, perché addirittura una cinquantina, a seconda poi di quanto riusciranno a raccogliere dalla manifestazione, potranno beneficiare di questa giornata indirettamente godendo di un periodo di vacanza. Questa volta i Lions hanno unito tutte le forze. Ci saranno il Lions Club Alta Val di Vara, Val d'Aveto, Graveglia e Sturla, il Lions Club Chiavari Castello, il Santa Croce e il Lions Club Sestri Levante. Tanti club perché? Perché comunque l'unione fa la forza e vogliamo comunque mandare più disabili in vacanza possibile e quindi aiutare il service. Un officer distrettuale che si chiama Piero Aratta accompagna personalmente una cinquantina di ragazzi all'anno in 2 sedi dove fanno attività di vario genere e dove veramente hanno uno stacco dalla quotidianità della struttura. In tutti questi anni i ragazzi sono stati divisi fra una vacanza al mare, Marina di Grosseto, e in montagna, Valse Varanche. Taluni hanno problemi psichici, altri problemi fisici o entrambi, e quindi alcuni possono soggiornare al mare e altri non in montagna e viceversa, per cui viene scelta la sede opportuna alla loro disabilità. Appuntamento alle 9:30, partenza alle 10:30, rientro per le 12, premiazione nel pomeriggio. Le iscrizioni si ricevono al 335 137 8154. La novità è questa, che facciamo una piccola manifestazione a tempo cronometrato. È un po' una questione di abilità. Col traffico che c'è su Sestri, passando da Via Nazionale, passando dal centro di Sestri, da Casarza e il Braco, è l'abilità di stare nel tempo. Vince le prime 3-4 persone che stanno più vicine al tempo necessario.